Passiamo alla politica con un'intervista alla dottoressa Francesca Azzottis, segretario del Partito Democratico della sezione sandonatese. Sentiamo le ultime novità dalla rubrica PD Informa. Siamo nella sede del Partito Democratico insieme alla dottoressa Francesca Azzottis, segretario sandonatese. Dottoressa, parliamo di città metropolitana, una questione da sempre intricata. Quali sono gli ultimi sviluppi? L'ultimo sviluppo è stato quello dell'interesse da parte di Padova di passare all'interno dell'area metropolitana, un po' un passo avanti rispetto probabilmente a quella che era il progetto iniziale della Patreve, quindi di annettere Padova e Treviso insieme a Venezia. È sicuramente un elemento positivo, è positivo l'accordo tra Zanonato e Orsoni, sempre che questo poi passi per un'interlocuzione con i territori, perché chiaramente per quanto possa esserci lo Stato o la Regione, in questo caso lo Stato, che dà il via libera a questo tipo di aggregazioni, dopo sono i territori che devono gestirli in termini di organizzazione e poi in termini anche proprio di quotidianità. Quindi sarebbe interessante che passaggi ulteriori di rispetto e di interlocuzione con i territori venissero fatti tra i diversi sindaci. Dottoressa, tra molto poco ci saranno le primarie. Voi state organizzando come Partito Democratico un incontro che si terrà il 5 novembre. Ecco, di cosa si tratta? Il 5 novembre come Partito Democratico del Sandonatese abbiamo un po' chiamato anche gli iscritti del territorio a partecipare a questo incontro di confronto per le primarie, quindi ci saranno 3 persone che vengono a presentare le idee che sta cercando di portare avanti Pierluigi Bersani, le idee che sta cercando di portare avanti Matteo Renzi e quelle che sta cercando di portare avanti Laura Puppato. Il fatto che nel Partito Democratico ci siano 3 punti di vista diversi può essere un punto a sfavore per voi? Io credo, prendo una battuta di Fassina che ha detto che Renzi ha copiato il programma, la vedo in modo positivo perché se Renzi ha copiato il programma riesce logicamente a personalizzarlo e a dare una sua posizione, ma parte dagli stessi valori da cui parte Bersani e da cui parte la Puppato, non diventa uno scontro, ripeto, diventa un confronto, anche perché il PD è nato su posizioni non diverse, ma su posizioni con sfumature diverse, con storie diverse, questo ha un valore aggiunto. Ecco, si parla sempre praticamente di tagli alla politica, di bilancio e di trasparenza, ma i cittadini sembrano essere sempre più disillusi di fronte a tutto questo. Ma io credo che la questione dei vitalizi, come la questione anche del numero di parlamentari, anche se io parlerei del numero di enti di secondo livello e soprattutto delle cariche degli enti di secondo livello, potranno essere una delle cose che il Partito Democratico dovrà fare. E abbiamo probabilmente ancora troppe posizioni con stipendi molto alti, anche ripeto non tanto in Parlamento, se non per quanto riguarda i vitalizi, che concordo che possono essere troppo alti, però quanto proprio in questi enti dove ci sono enti dove ci sono persone che non si è ancora capito se sono lì per portare avanti degli obiettivi precisi o meno. Ecco, ma secondo voi qual è la radice di tutto questo? Alcuni dati rivelano che la Sicilia presenta circa 18.000 dipendenti contro una Lombardia che ne presenta 3.000. Ma io credo che per troppo tempo ci sia stata una cultura assistenzialista di questo Stato, un po' sta cambiando perché i giovani si devono arrangiare, si stanno creando il lavoro da soli e questo per me, se ci danno alcune garanzie logicamente in più rispetto a quelle che sono state date fino ad oggi, può essere positivo. La cultura del troppo assistenzialismo, dello Stato che deve dare tutto sempre e comunque, ha creato questi elementi. Bisogna cominciare a dire che certamente il ruolo dello Stato è importantissimo, io ritengo che alcuni servizi debbano rimanere pubblici, l'assistenzialismo è stato esagerato, parlo di un settore che secondo me è molto delicato, nel quale la mano pubblica deve rimanere, soprattutto come controllo, però che è il settore sociale, dove forse invece di stare attenti a dare veramente a chi ha meno, si è dato un po' a tutti. Questo poi va contro a chi ha meno, quindi i più svantaggiati alla fine rischiamo che non abbiano tutti quei sussidi, tutti quegli aiuti di cui invece hanno assolutamente necessità. Ringraziamo la dottoressa Francesca Azzottis per essere stata con noi e ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese. Grazie.